Quando si viene ad Asolo, uno dei luoghi più interessanti da visitare è sicuramente questo, il giardino di Villa Freia, dove ci troviamo oggi. È il giardino appartenuto a Freya Stark, che è stata questa esploratrice e scrittrice inglese che in più momenti ha vissuto qui ad Asolo, in questa casa alle mie spalle, questa casa gialla. È un luogo questo che di per sé è nascosto, quindi un luogo intimo, e la visita di un luogo così segreto secondo me arricchisce la visita al centro storico di Asolo. Freya Stark amava Asolo perché per lei era come una culla in cui avvolgersi, in cui distanziarsi un po' dalla frenesia del mondo. Amava Asolo e tanti se la ricordano ancora, se la ricordano girare con una Vespa rossa, con una Spider gialla, sempre vestita in modo elegante. A tal proposito molto spesso portava lei stessa degli abiti orientali, eleganti, colorati e faceva vestire i ragazzini di Asolo quando aveva qualche ospite internazionale qui a casa proprio con degli abiti che portava a casa dai suoi viaggi. Quindi ha portato molto della cultura da lei scoperta, la cultura orientale, la cultura araba qui ad Asolo, in un Asolo comunque già aperta da questo punto di vista per il suo passato storico, passato veneziano, ma un passato comunque molto, molto lungo di apertura verso l'esterno. Indossava sempre un cappellino, comunque un foulard, perché da piccola, prima di iniziare i suoi viaggi, lavorò per una fabbrica di tappeti dove ebbe un incidente. I capelli le si impigliarono in un telaio, danneggiandole parte del viso, l'orecchio. Ecco che per coprire questa parte danneggiata, fin da piccola inizia a portare sempre un copricapo, quindi anche dei bellissimi cappelli che sono diventati un po' il suo segno distintivo. Gli attuali proprietari della villa, la famiglia Carron, che si è occupata del recupero della parte botanica come del restauro architettonico e vedremo anche archeologico del sito, da poco hanno fatto la scelta di curare alcune aree del giardino in modo biologico, quindi lasciando tutto alla spontaneità. Il prato presenta oggi una serie di erbette spontanee che sono in fase proprio di analisi, di catalogazione, perché risultano essere delle scoperte interessanti. Qui ci troviamo nella parte dedicata al Teatro Romano di Asolo, quindi questo è un sito archeologico importante per capire la storia di Asolo, che è stato un importante municipio romano. Pacifico Scomazzetto è stato un farmacista di Asolo, appassionato di archeologia, che alla fine dell'Ottocento ha scoperto il teatro, che è qui, le terme, l'acquedotto, che sono situati invece più in centro. Qui troviamo sia la parte vera e propria del teatro, tra l'altro un teatro costruito contropendio, cioè lungo il pendio viene costruita la scena, il palcoscenico, e la cava invece proprio contropendio. Questo perché il teatro si trova a sud e quindi si decise all'epoca di sfruttare la luce del sole per illuminare gli attori che appunto si disponevano qui sulla scena. Ospitava circa 1000 spettatori, quindi un teatro capiente. Questo a testimonianza di come Asolo fosse già all'epoca un punto di riferimento per il territorio circostante. Il teatro si distribuisce a sud di un altro monumento romano, il criptoportico, quindi una sorta di portico per metà sotterraneo che serviva a creare una sorta di grande terrazzamento in alto per sostenere probabilmente la piazza forense, che è oggi occupata dal Grande Prato. Il criptoportico veniva utilizzato anche come basilica nei giorni di maltempo, quindi di pioggia. Tutte le contrattazioni commerciali che si tenevano in alto nella piazza venivano concluse qui all'interno del criptoportico e quindi per questo basilica. Parte del mosaico del pavimento si trova al Museo Civico, quindi l'aspetto archeologico lo si può completare proprio al Museo Civico di Asolo. Su questi antichi terrazzamenti si è pensato da poco di ripristinare l'orto, un orto biologico che vede la presenza di verdura stagionale e quando sarà matura, perché no, si può durante una visita guidata anche fermarsi a raccogliere qualche zucchina, qualche melanzana, un pomodoro, oppure essendo qui
presente anche il frutteto, magari qualche fico, qualche prugna, e quindi ecco che una visita al giardino diventa proprio anche un'esperienza, si assapora veramente il luogo che ricorda appunto com'era questo sito 100 anni fa, quando era presente Freya Stark.